Il Veneto subisce una tenaglia, da una parte l'aria, pensiamo al disastro Vaia con i venti a 220 km all'ora, dall'altra l'acqua, pensiamo alle acque alte che ormai non sono più eccezionali, e il suolo, cioè il Veneto come maglia nera in Italia del consumo di suolo. L'anno scorso un quinto del suolo cementificato d'Italia è stato cementificato nel Veneto, 1200 circa ettari su 5200. Questo vuol dire che il Veneto sta veramente marciando dalla parte opposta, altro che il Veneto sostenibile come dicono i nostri governanti, con un incremento doppio di cementificazione rispetto al resto d'Italia, con un consumo di suolo che ormai sta arrivando a quello che era, si pensava, irraggiungibile della Lombardia. E le conseguenze di questi consumi di suoli? Sono tante e sono gravi. Più si cementifica e più arrivano alluvioni, perché il terreno non drena più l'acqua e quindi l'acqua corre e diventa spessissimo ormai alluvionale. E più si cementifica, meno alberi ci sono e quindi più gas serra e aumento della CO2. E più si cementifica e più nelle città ondate di calore, con un problema enorme per gli anziani nei mesi estivi, ormai è diventata veramente una causa di mortalità incredibile. Più si cementifica e più si spende poi come spesa sociale per riparare questi danni. Si fa un calcolo anche enorme di 55.000 euro ogni ettaro cementificato. Ma si cementifica per soddisfare necessità reali? C'è una domanda in crescita? Per esempio quella di abitazioni è una domanda inesistente, cioè 10 anni fa eravamo alla parità perfetta fra abitazioni e famiglie. Oggi abbiamo 80.000 abitazioni in Veneto in più delle famiglie, cioè la domanda che non c'è. Quindi si continua a costruire invece che a restaurare l'esistente nel momento in cui si può, per esempio, avere più risparmio energetico, eccetera, tra l'altro con incentivi. E per le strade lo stesso. Pensiamo all'inutile autostrada cosiddetta Valdastico Sud, quella che collega Vicenza a Rovigo, totalmente inutile, perché da Rovigo a Vicenza bastava fare, diciamo, forse 5 km in più, non c'era bisogno di tutta una nuova autostrada. E la stessa cosa si vuole fare da Vicenza a Trento con la Valdastico Nord, e la stessa cosa si vuole fare da Treviso Belluno verso il nord, dove ci sono già 2 autostrade che vanno, una per il Brennero e l'altra per il Tarvisio. Assistiamo poi anche a un taglio indiscriminato alla distruzione degli alberi, del patrimonio verde nelle città e fuori dalle città, per qualsiasi motivo. Noi dobbiamo lavorare per difendere invece gli alberi. Per esempio qui a Mestre, Amico Albero, anche quest'estate ha dovuto portare 54 persone pronte a legarsi agli alberi per impedire che venisse fatta l'ennesima strage, inutile tra l'altro. Opzione Zero sulla Riviera del Brenta, che ha lanciato questa iniziativa Piantiamola, e nell'ultimo anno, in un anno, ha piantato 1000 alberi. Queste attività dal basso sono importantissime perché fanno moltiplicare poi le iniziative anche politiche, cioè nel senso che si capisca che il piano che la Regione porta avanti, il piano per esempio di utilizzare tutta la biomassa degli alberi per fare inceneritori invece che per rinvigorire il nostro suolo che ne ha bisogno moltissimo, e sono tutte politiche sbagliate e a favore dell'interesse privato. Quindi la questione del verde, fare delle nostre città delle città giardino, persino Mestre, che sembrerebbe impossibile, per noi diventa centrale. Un quadro alquanto preoccupante al quale bisognerà opporre una qualche proposta positiva di quadro complessivo. Pensiamo che siamo nel momento in cui tutto il mondo, i giovani in particolare, si sta rendendo conto dell'essenziale bisogno di verde per rispondere all'effetto serra, all'essenziale bisogno di cambiare politica. Bene, nel Veneto non si sta vedendo nulla di tutto questo. Pensate che ieri sera alle 22, nel momento in cui stava arrivando l'alta marea nel Consiglio regionale, qualche minuto prima i consiglieri della maggioranza della Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia avevano votato contro tutti gli emendamenti proposti dalle opposizioni per facilitare le energie rinnovabili, per sostenere le attività contro il riscaldamento climatico. È stata veramente, credo, la fotografia della situazione della nostra regione.